Pronti? 1, 2, 3. Questa è valida, sbagliato Danubio Ottava, sbagliato da DP. E al comando c'è Axel Nib. Numero 3 da DP finisce a squalificato. tabellone. Così il favorito è out in questa Numero corsa. 6 Seconda Amore posizione per Stecca, Barolo Griff, squalificato. mentre è veloce subito Zach Zumer. Si presenta al largo Danubio Ottav, che dopo l'incertezza iniziale si è rimesso al volo e va a chiedere strada. Passa Danubio Ottav. Di fuori Zach Zumer che va all'attacco. 400 in 36 con l'attacco deciso di Zach Zumer a Danubio Ottav. I due che lottano sulla curva di destra, insiste Zach Zumer all'attacco di Danubio Ottav. A contatto c'è Axel Nib, poi Barolo Griff, quindi Dandy De Godrel, ancora Valentiniano che precede alla retroguardia Brunello Grimm. Frazione volata in 14-1 per la curva e alla fine Danubio Ottav ha detto definitivamente di no all'avversario. 800 metri in 59,7, arriva al largo Dandy De Godrel. Così Dandy De Godrel si porta allo scoperto a lato di Danubio Ottav. In corda rimane Axel Nib che precede sempre Barolo Griff. Zach Zumer è in seconda pariglia davanti a Valentiniano e alla retroguardia sempre Brunello Grimm. Il chilometro in 1:15,3 per Danubio Ottav che è al comando. Al suo esterno Dandy De Godrel, allo steccato c'è Axel Nib con accanto Zach Zumer, poi sempre Barolo Griff e Valentiniano. Continuano in lotta Danubio Ottav e Dandy De Godrel. Accelera ancora il battistrada, che cerca di tenere a distanza il francese, che però è un mastino e lo va a coprire all'esterno. A contatto c'è ancora Axel Nib, gli altri che hanno perso qualche battuta, cala Zach Zumer, da dietro si fa fatica. L'attacco di Dandy De Godrel a Danubio Ottav che prova la difesa. 14,6 per la retta di là, testa a testa tra Dandy De Godrel al largo e Danubio Ottav in corda. A contatto sempre Axel Nib, si difende Danubio coraggiosamente al largo Dandy. Axel Nib a contatto all'ingresso della dirittura d'arrivo, Danubio Ottav in vantaggio. Dandy De Godrel che sferra un altro attacco, insiste Dandy De Godrel all'attacco di Danubio Ottav, lo sopravanza, di dentro c'è anche Axel Nib, è in vantaggio Dandy De Godrel su Axel Nib. Dandy De Godrel vince nei confronti di Axel Nib, poi Danubio Ottav 1:16,1. Il doppio chilometro preso sulla testa vale meno per Dandy De Godrel in percorso esterno. Il francese interpretato da Sandro Miraglia, allenato da Niccolò Venturi e Sabina Breccia. Per i colori di Stefan Ciangura si impone in percorso esterno. È venuto fuori un primo giro veloce e questo ovviamente ha aiutato il figlio di Timo Koo a mettersi sulle gambe, si è portato allo scoperto e ha debellato un comunque valido Danubio Ottav che sul palo perde anche il secondo posto da un sorprendente Axel Nib. 9,24 in numeri, il probabile arrivo della terza.